È arrivata la Pasqua qui al banco. Sì, difatti ieri abbiamo preparato perché le persone, diciamo, vivano un po' l'atmosfera e la nostra Pasqua. Qui abbiamo una mega donazione. Sì, abbiamo la donazione dell'Asolo Food, del signor Giuseppe e della sua famiglia, che li ringraziamo tantissimo. Abbiamo 2644 confezioni, praticamente quasi mezzo quintale di crostoli. Poi c'è tanta cioccolata. Sì, ce l'ha donato l'Asse Caffè di Rosà, tutta questa cioccolata per Pasqua, e noi la doniamo e sono tutti contenti per i loro bambini per avere anche loro la cioccolata. Cose da mangiare ma anche oggetti utili. Sì, sempre la stessa ditta ci ha regalato queste borsette che sono oggetti molto utili, sono molto graditi dalle signore. Donazioni da parte di aziende ma donazioni anche da parte di privati. Sì, che oltre agli alimentari ci portano anche degli oggetti. Per esempio la settimana scorsa ci hanno portato questi fermagli per i capelli, per le bambine, che noi stiamo distribuendo e facciamo contente mamme e bambine. Tra le donazioni grande successo riguarda il vestiario. Sì, abbiamo avuto tante donazioni che abbiamo il magazzino pieno e al momento siamo costretti a sospendere la raccolta. Qui siamo nella parte dei generi alimentari, anche qui tante aziende, però anche tanti privati. Sì, ogni martedì dalla mattina un continuo di persone che ci portano piccole borse della spesa e contribuiscono così a fare la grande borsa della spesa che noi distribuiamo il mercoledì. Orario che cambierà con il mese di giugno. Sì, con l'allungarsi delle giornate allungheremo l'orario dalle 9 alle 5 del pomeriggio, così anche le persone col grande caldo possono venire più tardi. E questo è un carrello tipo. Sì, questo è un carrello tipo che noi distribuiamo ogni mercoledì alle famiglie che vengono qui al Banco Solidale. E per finire gli auguri. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti e in particolare a quelli che ci aiutano con le loro donazioni ed anche a quelli che ci sostengono sempre con il 5 per 1000.